Scatman's World. Bene ragazzi, tutti da comandare veneziano, siamo allo Spielberg, siamo in Austria e non mi ricordo la posizione perché ho fatto le qualifiche 7 anche più giorni fa, quindi raga ci becchiamo insomma per la gara, previsioni meteo, sole, oh, cazzo, 22esimo, ah sì giusto perché ho fatto una cazzata colossale in qualifica, adesso mi ricordo, no fioi, partiamo ultimi, dopo tantissime prestazioni meravigliose si parte addirittura dall'ultima posizione. Sarà molto dura ragazzi, sarà molto dura. Abbiamo 37 punti di vantaggio sul secondo che è Jenson Button per gli amici Button. E sentite quel rumore strano del ventilatore perché è un caldo asfissiante. Beh ragazzuoli dai. Siamo già 14esimi, però adesso mi ricordo se ho fatto la qualifica proprio schifosa. Adesso mi ricordo praticamente ho preso la pioggia e tutti quanti hanno fatto il giro con le gomme d'asciutto e l'ho presa in quel posto e vabbè capita, adesso devo fare la remontata, primo giro già molto positivo intanto. Primo giro già andato qui allo Spielberg, Gran Premio di Österreich. Adesso sarà molto dura recuperare, io ve lo dico ragazzi, sarà molto dura dopo grandissime prestazioni, dopo la vittoria di Baku, dopo tante belle cose, dato Perez in testa, che è avvertimento, ok. Sarà molto difficile. Attenzione, yellow flag, fuori subito, Bottas mi sembra. Non è ritiro, incredibile. Mi sembrava di aver visto il motore in fiamme, invece solo un testa a coda per Valtteri François Bottas, l'uomo dalle partenze incredibili. Bella qui, mamma mia, stiamo girando bene, si vede che abbiamo la macchina migliore. Siamo già in 10ª posizione, pian pianino. Questa l'ho presa di merda, però la cosa è abbastanza ufficiale. La cosa, ahimè, è ufficiale. Torniamo 11esimi, torniamo nel baratro. Devo sfruttare anche la mescola migliore che... Adesso siamo un po' per la nostra remontata si è un po' fermata. Frena, very good. Molto bene, dai, torniamo decimi, adesso cerchiamo per favore di recuperare altre posizioni. Purtroppo la qualifica è stata molto negativa. Facile. Qua dai, abbiamo la possibilità di superarne qualcuno perché c'è un po' di bagarri. Prima ormai se ne stanno andando, chiaramente, lo sapevo. Questa gara non la puoi vincere solo se recuperi tante e poi c'è una safety car, allora forse la chance c'è. Perché ho previsto sole pieno per tutta la gara. Questa curva non mi riesce proprio quest'oggi, non capisco il perché. Si vede che non gioco da un po', cazzo, vabbè. C'è bisogno di un po' di casino, ma il casino non arriva. Tanto fettele in testa ragazzi. Dai che sono tutti là. Dai che ce li pappiamo tutti. Ubi. Qualcuno fa la tappo ragazzi. E della Force India no. Mamma che rischio, me li sono pappati tutti, signori. La Force India veramente ha fatto da tappo e godimento puro. Siamo ragazzi, problemi con l'Avermedia, scusate, eccoci qua. Ho appena fatto la safety box, siamo 19esimi, non granché, non un buon ritmo.
Scusate, ho un problema che stava caricando forse l'anticazzus. Sono appena uscito in questo istante dai box e faccio già una curva di merda, molto bene. Queste sono le soddisfazioni della vita. Eccolo. Ma Dio Cristo. Mi sono distratto, vaffancuore. E ho rotto anche un po' l'alettone, no good. Quindi, come dicevo, dopo un buon inizio, questa cosa l'ho detto già pensando di registrare, ma buon ritmo all'inizio, poi crollo e boh. Adesso vediamo con le soste degli altri come siamo, però diciamo che anche la qualifica negativa non ha aiutato un po' tante cose. L'altra non mi ricordo che è stato un ritiro, qua sì, forse l'ho già detto questo. Di gara difficile adesso, per il Cume è tutta in salita e anche la curva in salita. Vedo che non si voleva anche rompere un po' l'alettone, per carità, non ci sono differenze, però no, troppe sbavature adesso, veramente stiamo guidando di merda, stiamo guidando di... Questa è veramente la cosa più oggettiva del mondo. Per carità, abbiamo 37 punti di vantaggio, una battuta d'arresto ci può stare, però o facciamo benissimo o di merda. Oggi mi sembra una di quelle gare dove è difficile salvare qualcosa per il momento. Molto, molto dura, ragazzuoli, molto, molto dura. E continuiamo così, imperterriti. Attenzione, bruttissimo incidente. Bruttissimo incidente. Safety car in pista. Mamma mia. Questa è sicuramente una cosa positiva per me. Nessun ritiro forse, ma safety car in pista. Pazzesco incidente, alquanto curioso, se così si può dire. Ci voleva la safety car. Anche se forse per il discorso box era meglio un qualche giro prima. Attenzione, devo stare anche attento, mamma mia. Se per certi è veramente una sosta gratis, porca puttana. Devo far veloce. Non ce la faccio, no? Ma cagarla. Sì, sosta gratuita per tantissimi. Eccoci qua. Siamo pronti a ripartire, ragazzi. Dai fiori, che ci voleva la safety car, ha un po' ricompattato il gruppo in una gara che non stava mettendo benissimo. E adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Si riparte, dai che si riparte. E adesso andiamo a spaccare i culi, ragazzi. Possiamo rimontare nuovamente. Questo è buono, facciamo tutti dei coglioni a Rianto. Solo che boh, non lo so. Andavo bene solo con le ultra soft fresche, dopo solo calo, solo crollo. Approfittiamone qua, però approfittiamone. Mamma che lenti. No, attenzione Verlaine, dai Verlaine, mo fuori dai coglioni. E che stiamo recuperando bene. Ok, siamo in 10ª posizione, torniamo in zona punti, dai fioi. Dobbiamo spingere come dei maledetti. No, così, però no, sull'erba, Dio Cristo, niente. Non siamo in forma, giochiamo troppo poco in questo periodo.
Palmer è costretto a rallentare, me lo godo, Palmer che rallenta. Me lo godo il piccolo Palmer. Attenzione, yellow flag ancora. Ancora problemi, incredibile. Ancora uno Williams. Gara infinita, ancora safety car, si sono ritirati 3 piloti nello spazio di 3 giri, Ricciardo, Verlaine e adesso Verstappen che ha causato la seconda safety car. Mamma mia ragazzi, che gare, che gare. E a sto punto vado ai box. Mamma mia quanto rischiato. Mettiamo le soft e voliamo ai box. Il Cume ai box, guadagni 92 posizioni. Merda. Fate veloci. E vado ai box gratis. Però non mi ha messo le ultra soft Seb, ma questa mi sembra una pazzia, secondo me non tiene. Mi cambiano anche la lettone, questa non la condivido molto ma va bene. Potevamo anche risparmiarcela sta cagata, ma va bene. Abbiamo perso moltissime posizioni. Però secondo me chi ha messo l'ultrasoft non può tenere fino alla fine, questo è il mio modestissimo parere. Mamma mia che gara però. Gara infinita qui in Austria. Mamma mia. 3 ritiri, 2 safety car. Incidenti a go-go. Devo fare una grande rimonta nell'ultima parte. Se no, ragazzi, entriamo nella parte decisiva. Forse ho messo una mescola troppo dura. Chissà, sicuramente posso finire la gara tranquillo. Però vedo tutti con super soft, ultra soft. Ultra soft per me non ce la fanno a fare 11 giri. Però, ma cosa faccio? Ma cosa sto facendo, cazzo? Ok, subito un sorpasso, prima ne faccio meglio, siamo 11esimi, dobbiamo tornare. Vettel in prima posizione, bravo Seb. No, è stata una gara veramente, finora è una gara scoppiettante, 1000 colpi di scena, casini, di tutto sta succedendo. Dai, recuperiamo subito. Adesso vediamo chi ha ragione con la sosta e con la strategia. Io ho fatto una miscela sicuramente più dura, la più dura di questa gara. Tutti gli altri hanno optato per super soft o ultra soft. Vediamo se l'usura sarà incredibile nell'ultima parte o no. Bel rischio per il Cume che comunque sta lottando anche se gli avversari hanno mescole migliori, più morbide diciamo. Devo fare punti, questa è la cosa più importante. Il Cume a caccia. Il distacco dalla vettura davanti è 0. No, li siamo. Siamo in 9ª posizione. Oh, guardate il duello. Problemi per Button, questo è importantissimo che è secondo nel mondiale. Molto good, molto good. Questa sarà chiaramente l'ultima stagione su F1 qua, perché ormai purtroppo con l'uscita del prossimo, tra un mese e 10 giorni, non avevo più le possibilità. Poi appena esce quello nuovo ci buttiamo a capofitto, lo prendo per PC. Si prospetta veramente un F1 ancora superiore a questo che avevamo leggermente nerdato. Questo io tra PC e PlayStation ci avrò giocato 6.000 ore, cioè 6.000 no, però
Tante. Ok. Tanto qualcuno ai box. DRS consentito, ripeto, DRS Ok, siamo sesti. Siamo in recupero, attenzione, se le stanno dando le santa ragione godo, perché adesso vado su Nicolino Rosberg e mi prendo la scia di Rosberg e ci prendiamo anche la Force India, molto good. Quarta posizione, siamo vicinissimi al podio. Siamo vicinissimi al podio. Però vedi, i primi hanno le soft. E allora, Sebastian in 3 posizioni davanti a te. Sono forse ho ragione io. Forse ho azzeccato la strategia, ma non ha azzeccato anche gli altri. Se più qualcuno deve dare i box ancora, ma la vedo dura. Sono di tutti questi i box secondo me. Cazzo, sono ai piedi del podio purtroppo. Attenzione, Vettel ai box. Seb ai box, e questa è una gran brutta notizia per i costruttori, ma è molto buona per noi. Noi abbiamo il 16%, ce la dovremmo fare. È anche vero però che adesso lui si piazza le gomme ultra o super. E adesso ragazzi devo fare il miracolo. Una gara che sembrava persa dall'ultima posizione, adesso siamo in terza. Vogliamo il capolavoro massimo, da ultimo a primo. Vogliamo il capolavoro massimo. Gara veramente con 1000 colpi di scena. Chissà se Hamilton è il primo, se non so chi è il primo. Perez, incredibile Sergione. Ragazzi, mancano 2 giri e sono saldamente sul podio. Guarda, veramente una gioia incredibile, perché tanto Perez e Hamilton se le stanno dando di santa ragione. Adesso il primo c'è Perez, incredibile. Ma da 22esimo a terzo, per carità, 2 safety car mi hanno aiutato moltissimo. Però intanto io ci sono. Perez merita la vittoria assolutamente. Però per noi questa è una gara show, signori. È successo il finimondo. Bravo. Bravo Perez. distacco dall'auto davanti, 7,9 secondi. Bravo Perez, bravo, 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 bravo. Final lap, signori, sono un po' stanco, scusate ragazzi, veramente tardi. È una giornata abbastanza intensa al lavoro e quindi sono un po' cotto. Però non posso, cioè non volevo stare troppo tempo senza registrare. Scusate. Merda. Cazzo, Vettel sta arrivando, bravo Vettel il quarto, dai Vettel. Dai Seb. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. O le gomme andate, mi sono... no, il sonno. Mamma mia ragazzi, non sto più in pista. Puttana, Vettel è arrivato, devo concentrare, mi sono troppo rilassato. Per fortuna che è un giro veloce in Austria. Mamma, no, le sto rischiando veramente tutte. E vado lungo. Vado lungo, ma va bene, poi con cagatone finale, ma siamo terzi. E lo starnuto mi ha rincoglionito.
Bravi, bravi, sono partiti gli scherzi, dai, buona gara. Ecco i piloti che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Bravo, bravi a tutti. Ha vinto Hamilton alla fine. La classifica del mondiale piloti. L'attuale primo in Più classifica 50, aumenta il ragazzi, proprio stiamo vantaggio di vetta. letteralmente Ottima prova di oggi. Luca Filippi, dominando. secondo te chi è il pilota Scuderia del Ferrari giorno? prima anche nella costruttori. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. veneziano. Ciao!